Accoltella il padre per difendere la sorella sedicenne. Un ventenne è stato prima arrestato e poi liberato. Il GIP ha infatti disposto per lui il divieto di avvicinamento al genitore. L'uomo, un avvocato di 57 anni, è ricoverato all'ospedale di Borgo Trento ma non è in pericolo di vita. Il fatto è accaduto nel weekend a Pescantina, in provincia di Verona, un gesto che sarebbe nato dopo un'accesa discussione sull'ordine della cucina, poi degenerata. Una ferita alla schiena con un coltello di 21 centimetri rinvenuto dai carabinieri nella camera del figlio. Al loro arrivo i militari dell'Arma hanno infatti trovato il 57enne a terra mentre il figlio tentava di tamponargli la ferita, che ha richiesto per l'uomo un piccolo intervento una volta arrivato in ospedale in ambulanza. Accusato di lesioni gravissime, il ventenne è stato portato in carcere su disposizione della Procura della Repubblica di Verona. Lo studente sarebbe intervenuto per difendere la sorella e avrebbe descritto il padre come una persona violenta e aggressiva, non nuova a duri scontri con la ragazza dopo la morte della madre. L'autorità giudiziaria lo ha successivamente indagato per tentato omicidio. Rimasto in carcere per 2 notti, il ventenne è stato rimesso in libertà dal GIP, che ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento al padre.